come si può comprendere un luogo senza conoscere la sua storia? Vale per le megalopoli, vale per i paesini. Quando visiti un posto puoi basarti sulle impressioni, su quello che hai letto da qualche parte. Ma l'incontro e il dialogo con qualcuno che vive quelle realtà possono davvero aprire nuovi mondi e far luce su quelli che inizialmente erano giudizi frettolosi. Ogni volta che passo di qui mi tornano in mente i racconti de certi sestrin, in Amuè, da Vegia Sestri. E penso a quanto sia cambiata negli ultimi 100 anni. Difficile capirlo per un foresto. Oggi però andiamo a fare un giro a Sestri Ponente con una guida speciale. Il signor Mario Carboni. Mario, come andiamo? Andiamo bene, mia, anche su, se sta bene, e siamo davanti a questo teatro, o Verdi de Sestri, e siamo contenti noi come Sestri perché è il nostro teatro. Anzi, per essere precisi, è il secondo, perché già in 1800 ne avevano costruito uno dove ora è Piazza dei Miconi, in quella piazza lì è un altro teatro un po' più piccino, che è andato avanti fino alla fine dell'800. Poi, per motivi anche igienici e tutto quanto, l'hanno dovuto demolire. Nel frattempo, nel 1898, hanno costruito questo chineo con il comune, è tutto comunale fra l'altro, e il politeama, che serviva per tutti i servizi teatrali possibili, la musica, le recite, eccetera. E poi, quando Giuseppe Verdi è morto, hanno pensato bene di chiamare Ciassa Piazza Giuseppe Verdi, e il teatro ovviamente lo diventò Verdi, però le hanno costruito all'antico, le ha fatto con tutti i palchetti e otteniva 800-700 posti. Mi sono nasciuto nel 1939, quindi questo Verdi qui praticamente ho cominciato a frequentarlo verso 44-45, quando si veniva qui a vedere qualche film, magari per gli altri figli a qualche cartone animò. E poi cosa succedeva? Succedeva che purtroppo era in guerra e allora suonava la sirena e allora bisogna scappare in rifugi. E mi ha un po' che caso, gite un po' di lì, quelli erano i rifugi antiaerei di questa zona. Poi ne hanno fatto di altri per tutta Sestri. Ma dunque anche quando era la guerra, i spettacoli e proiezioni andavano avanti? Andavano avanti, perlomeno finché non è stato proprio gli ultimi tempi, che erano terribili, perché poi che gli è successo chi è a casa del fascio, per esempio, e chi in 1943 sta chi è andato a fuoco, quando è stato il famoso armistizio, che è caduta del fascio, eccetera. E gli altri figli andavamo lì, che gli ha tutto del Rio, andavamo lì a giocare con, si chiama il pavimento, con tutte le piastrelline di ceramica, che ha questi disegni che noi capivamo. Il fascio lo capivamo, però tutti gli altri disegni noi capivamo, però gli altri sguardando tutto il pavimento e dobbiamo come monese a sottomuro, come se gli altri ti avevamo contro la miaggia, quando arrivava vicino alla miaggia non aveva vinto, o si pigiava tutte le tesserine, si arrivava a casa con dei papè, delle tesserine. Dopo la guerra, il Verdi è stato ristrutturato negli anni 50, hanno levato tutti i palchetti e avevano fatto questo grande teatro che faceva cinematografia, soprattutto con l'invenzione del cinemascopo, che ha questo schermo, perché il Verdi de Sestri ha una caratteristica incredibile, ha in boccascena con le 6 metri, praticamente dopo Carlo Felice, il Verdi de Sestri. Tutti quelli che sono venuti, gli artisti, veniva Govi, venivano grandi artisti, grandi compagnie, teatri dell'opera, eccetera, che venivano anche a Sestri, restavano affascinati, meravigliati di questo bellissimo spalco. Anche a Baistrocchi, quando ha cominciato a venire a Sestri, aveva scene, poi Margherita, quando veniva qui, diceva bisogna un pochettino aggiungere delle scene perché sennò non copriamo tutto il boccascena. Nel 1982 è stata una crisi cinematografica, come si sa, e allora avevano deciso di essere
In tutto frattempo, insieme a altri due figli di Sestri, creò il Cineclub Sestrese. Cioè, per gli appassionati andavamo a cercare quelle pellicole che magari erano poco commerciali, però erano interessanti. Le cinematografie internazionali, tipo Bergman, tipo, non so, tutti questi Kurosawa, e abbiamo detto a un gestore che allora si chiamava Rinaldo Carasale, che abbiamo detto potremmo venire al Verdi, visto che abbiamo tanti iscritti, e arrivati a 5.000 iscritti, 5.000, ma non solo dei Sestri, ne veniva fino a fuori, addirittura gente che veniva da Piemonte, perché abbiamo fatto Woody Allen, non sapevamo dove mettere gente. Quando abbiamo fatto The Blues Brothers, là quanta gente veniva, e dovevamo mandarli via, come a Baistrocchi. La sempre funzionò. Secondo chi è, come si dice, chi è che galantumanego, perché se va da gente che viene qui, pinga de proso pepe, poi non che sta a prova, non fa de buone programmazioni, è certo che c'è la gente che mola. Ecco, questa è la mia piazza, Piazza dei Miconi. Io praticamente qua, da quando sono nato, sono sempre stato in questa piazza, era proprio la mia piazza. Gli altri che ora si trovavamo, dove lì quello famoso teatro sociale, il primo teatro che hanno fatto a Sestri, a fine dell'Ottocento è stato demolito e poi hanno fatto il Verdi, come si diceva. E qui è diventata una ciassa grossa, la chiamavano la ciassa du Ballon, perché venivano qui a giocare tutti i figli a ballon, perché è così enorme, così grande, poi non ha veicoli, non ha macchine, non ha niente. E la ciassa solo per i figli, è una cosa meravigliosa. Lì in fondo che i troggi di ciassa di qui, tra l'altro che sono delle foto che li ricordano, e lì davanti abbiamo il Palazzo dei Miconi, che è una famiglia nobile del 1600 che hanno costruito questo bellissimo palazzo, uno dei famosi Miconi, William Fratte, che ha scritto il famoso libro Lazzaretti di Genova, che ha descritto tutta la peste del 1600, quella famosa che anche Manzoni ricorda, e è un libro che è interessante perché è quello che in teoria l'ha inventato il sistema di evitare che quelli che sciortivano non passassero dove che i marotti. Quindi a un bel momento entravano i marotti di peste che venivano pigiati in giro, portando questo lazaretto a fugge di Sena, e poi quando erano guariti li facevano sciortire da un'altra parte. Veniva cangiato tutti i giorni a paggia, perché allora non veniva a letti, li facevano dormire per terra, in una paggia. E poi quando erano guariti, quelli che sopravviveva, li facevano sciortire da un'altra parte, perché aveva capito che se fossero sciortiti da dove entravano gli altri, si aveva ricominciato di nuovo. A casa la pigiò un nome ovviamente da famiglia, si dice, non so perché, ma in l'Ottocento che è stato fino in una dichiarazione d'estè da Lua, che diceva che non si può giocare il ballone perché davano delle ballonette e vedrine di negozi. Poi giocavano anche a lippa, di queste cose che dico avete, l'ho leso e non sentivo parlare, ma io non l'ho mai viste. Comunque invece gli altri figli mi ripigiò a giocare a ballone. Facevamo i disegni con il gesso e facevamo giù d'Italia, quei ciappetti come chiamavamo gli altri, cioè i tappi a grette delle bibite, andavamo in teostai a farseli da, e poi uno li a Coppi, uno li a Bartali, uno li a Nencini, uno li a quell'altro. Tra l'altro Coppi, manco fare la posta, stava lì. Stava proprio in quello palazzo lassù che si vede. E lì stava il primo cian, Fausto Coppi. E quindi gli altri, figurate, di ciassa di me qui, tutte le volte che venivamo a sapere che arrivava o che la macchina su in strada che l'aspettava, andavamo lì per vedere Fausto Coppi, campione del mondo, 53 campione del mondo di ciclismo. E poi vedevamo da lontano, Coppi, ciao, forza Coppi! Belli tempi. Gli altri, tutti gli anni, facevamo il Prebogiù, una festa che si faceva il 2 agosto di ogni anno, Santo Sergio. Quella festa lì ricordava l'assedio di Sena del 1800 da parte della flotta inglese,
che impediva che arrivasse di alimenti per te che le assediava dagli austriaci, dai piemontesi e sciumati, perché a Sitea le è diventata francese, cioè il generale Massena, a Sitea le ha quelle mura come ancora adesso si vede, non si poteva entrare a Siena, non riusciva, l'hanno assediata. E in Sciumà a flotta inglese aveva fatto una barriera che non faceva passare nessuno. Invece in Veggio Pescò voleva trovare un sistema, aveva una barca piccina e allora quando l'assedio cominciava a creare dei problemi per l'alimentazione della popolazione e dell'esercito con le dentro, questo chi se ne veniva di notte cercando di scappare davanti alle navi da flotta inglese e veniva a Sestro, si attraccava qui davanti alla spiaggia e chiedeva se gli davano qualcosa da mangiare. E caricava sta barca, allora i figli come li ha destè, i figli mandavano tutti per orti per mangiare quello che trovavano, patate, pesci, tutto quello che era, un po' di carne, un po' di uova, qualcosa, insomma. E caricava questo qui. Questo qui non c'è tempo, passava a mezza flotta e portava un po' di alimentazione. Non è stato mai sufficiente, infatti poi Zena l'ha dovuto capitolare, a Saresa e questi eserciti si sono spostati in Piemonte, eccetera, che poi è tutta un'altra storia che non entra più né Sestri né Zena perché è la storia della battaglia di Marengo. In ricordo di questa avventura qui pare, allora Evan inventò il 2 d'agosto di fare questa festa. Come dicono, non facevamo solo gnatra, facevamo anche dagli altri quarti fino a San Giovanni Battista, fino addirittura a Borzo, le volte e Toe. Partivano da qui e arrivavano fino lassù in fondo. Facevamo un ferro di cavallo, delle cose enormi. Perché? Perché gli osteia ne davano e Toe, la gente ne dava le carreghe, ognuno si portava un piatto, si portava un cugià e venivamo qui, ognuno poi una carrega, stavamo lì, poi questo menestronco bugiva, che si chiama prebugiù perché mettevano di tutto, perché gli altri figli andavamo in giro, niente può prebugiù, niente può prebugiù, e questi esercenti ti davano soprattutto la pasta, perché d'estate comincia a farlo, non le ha confezionate, la pasta le ha sciolta, gli ha dei cantiere dove gli ha tipi di pasta differenti. Però se ti lasciavi lì d'estate a fare farfalline, allora intanto le roba che rischiavano che dovevano cacciarla via. Allora non davano niente, noi portavamo in mucchiglia e nonne, tutti i parenti che bugivano. Venivano quelli dell'Ansaldo, portavano in bugio enorme, da mensa dell'Ansaldo, tagliavano da legna, davano fuoco, questa minestra bugiva e quando le ha pronta gli altri figli tutti a setecchi in giro, con il piatto, con il cugià, si mangiavano aria meravigliosa, sul buffetto che siamo tutti insieme. E questa è una festa che è molto bella. Purtroppo anche questa è una cosa che alle scomparsa mi voglio ricordarla con affetto, che mi vedo le fotografie che ricorda, e è la festa del Prebugiù. Se proprio fane a meno in un po' piccolo da ghiacciai. E le sestri ti devi cantare lì del Bellinate. Ecco, no, ti non andare avanti perché io capisco se cosa ti vuoi vedere. Bisogna anche dire questa cosa importante che vi altri sei dei Sestri. Sì. Ma quelli Tutti e dei due. Sestri è nel mezzo del mondo. Lì, Piero Parodi, non si scordiamo mica Piero Parodi, con l'esteto... Bianco o bianchi o... Bianco o bianchi, ma Piero Parodi, insomma, lo stato un po' un nostro, per quanto riguarda Osenese, è indimenticabile, veramente. Proprio a Sestri la musica è importantissima. Sì, gli altri perlomeno dei Sestri che muro buon, a TMI lunghe, perché appunto anche Piero che aveva una bella tema, le ha sempre bravo. E vogliamo continuare, ma cantare per la tua città è importante, alla tua città, al tuo sangue. Però mi voleva dire una cosa. Dillo. Quando gli altri erano bagarelli, non divimo andare in centro.
andiamo a Sena. Perché quelli del Sestri non si sentivano di Sena. Le vea o no? No, le vea. Allora, bisogna dirlo, dai. E ora invece l'ha un po' cambiato cosa? O... Ma veramente non credo, mi credo che gli altri dimo sempre, andiamo a Sena anche, cioè le normale, ma perché, in modo di dire. A un certo momento ha messo via Sestri, no? Per me è via Garibaldi. E dall'altra parte via Mazzini. Via Mazzini, Te capito? le vea. Mi sono nata sta a Sestri che avevo 3 anni e quindi cioè, mi ricordo quando ero merco, quando c'è di mi quindi ai Besagnin, cioè tutte queste cose che in cose nostre. E mi faccio ricordare un altro personaggio del Sestri con le ha fortissimo. Hermes Beni Ubotta, con le formidabile, un artista eccezionale. Eccezionale veramente. Perché un artista cosa faceva Ubotta? Allora, lei per esempio, mi trovato insieme un po' di volte, no? Quando lei ha dato fagiolino, quelli che ti non ti sembra anche così. Allora mettevano di cerchi di un po' per strada con le transenne, no? Ma a parte che si impiva, ti ricordi, ma si impiva anche fuori, che la gente così. E un botto veniva e faceva, ti parlerò, veniva qui una scala e quelle che davano gianco, no? E montavano sulla scala e faceva, ti parlerò d'amore, ti butterò una rosa e ti avai spasolino d'accesso. Io odiavo questo. E lì è un personaggio troppo divertente, troppo simpatico. Prima di tutto cantava benissimo. È vero. Quando si travestiva da donna era anche una bella donna. Una gran bella donna. Era uno che ha sbagliato il tempo. Doveva nascere 40 anni dopo. Sarebbe diventato una star internazionale. E dopo era di una simpatia incredibile. Incredibile. Le ogaiva sempre a Barzelletta, ogaiva sempre i racconti. Una delle ultime che mi raccontò, ma le ha triste. E mi ha detto, come mai, cosa ti è successo Nando? Perché poi io si chiamava Nando, no? Cosa ti è successo Nando? E te mia, è morto Capitano Uncino. E mi dice, come è morto Capitano Uncino? Ma non ti niente, cosa fai tu, bidè, qua mi ha sbagliato. Vabbè. Ma poi mi dico è troppo simpatico. Ma poi mi dico è stato anche il maestro, Ubotta. E la simpatia seguì, e poi lei è proprio padrone da scena, lei è un artista vero, eh? Quando lei che facciamo un altro rap mietti? Se ti viene andiamo anche ora. Questa li ha messi te, alle come in amore, e mai ci me n'andio. Quando noi abbiamo fatto macchine che ha sulla macchina do Celesia con le tassista, che aveva una macchina parcheggiata vicino ai truggi, e l'altra lì do Mego Parodi con la Navanchese. Macchine non ghenia, che ha solo i tram. Che è un camion di spassin, che è un camion di spassin che ogni tanto passava, o la nava Cogge a Rumenta, che veniva cacciata dentro le bottole. Non è neanche cascionette a lui, e non è manca raccolta casa per casa. Che a queste fosse serviva se che cacciava a Rumenta. Poi arrivava questo camion qua a Gru, lo pigiava tutta la cascetta, si metteva su via, poi qui una leva, se arrivò al fondo, e tutta sta Rumenta finiva in tu cascione. Che poi lo portavano in ville. Perché allora non c'è di plastica, non c'è di metallo, non c'è niente. Il metallo tanto cuocevano per andare a vendere, ecco. A carta veniva riutilizzata per un gabinetto o per altre cose. Praticamente che ha solo scorze di frutta, eccetera, o di uova, ma roba importante non c'è niente. Plastica niente. Anzi, Uliam preferivo da tutti. Chi fino a 1300, chi ha l'egua, eh? Chi ha l'egua, che sono anche i disegni dell'epoca che dimostra. Via Paglia è la prima strada che hanno fatto, perché chi ha l'egua, chi varravano le barche, chi andava ai pesquei, e per andare in Gescia doveva andare fino a San Giovanni Battista, fa tutto un giro di creuse per arrivare fino a cima. E poi, quando si sono stufate, sono fatte a Gescia. E a Gescia l'hanno fatta in Sciscoggi. L'hanno fatta che del re dove è l'edicola di giornali. Ma sta qui poi diventa basilica. È basilica minore. E quella è rimasta solamente chiesa. E pensate che quella è del 2002, questa è del 2006, che è una bella differenza. Anche quella da Costa torna a Veggia, nel 2002 torna quella da Costa. No, come ti fai a capire che uno è de Sestri, da Cocina? Allora, un po' meno. Ciancianin,
o dialetto si è un po' mesciato. Allora avevo detto che quando io facevo, andavo a Cornigè e mi diceva, te de Sestri, quel de Ponte de Utri, dice, siamo nati stamattina, oppure quelli, siamo de Bussaneu, che avevano ognuno una cucina, si dice cucina, no? Poi quando arrivavi in centro ti dicevano, ma parli genovese? Che ha questo distacco perché Sena sentiva Sena, no? Poi non parliamo del bar e del Nerv. Invece quando mi andavo a Cornigeni, il cornigetto mi diceva Sestrin due facce, perché... Due facce? Perché un municipio aveva due porte, una a nord e una a sud. E mica dico, Cornigliano è un bel paese, ma di gobbi ce n'è tanti, perché a Cornigeni che ha il principe Odone di Savoia, con gli Angobetto, e dove ora è un palazzo che ora finalmente la recuperò, quel palazzo, quello è bello. E le ha lì perché Meschinetto le ha ragnetto, quello è Freddo Vittorio Emanuele III. E allora tutti quanti dei Sestri che dicono, Cornigliano è un bel paese, ma di gobbi ce n'è tanti. Quindi che veniva fino i nobili a monarchia? A Cornigè. Sì, ma Cornigè è la più bella che Sestri. Sì. Io Castello Raggio, che abbiamo dei belli palazzi, anche quella l'ha rovinato con l'Italside. Gli altri non rovinò che non portò via a spiaggia, gli altri andavamo in fondo qui, io ma. Passavi il passaggio a livello da ferrovia, io ma. Poi hanno fatto l'aeroporto, figuremo Sanco. Un ma come le ha? Perfetto, perché avevo una fortuna gli altri, chi davanti. Perché hanno fatto i cantieri hanno fatti a Sestri e non a Sampedena? Perché è un grosso fondale. Difatti, quando varavano le navi, che varavano qui, avevano la fortuna che sotto che ha tanta acqua. Invece a Sampedena, quando hanno cominciato a fare le prime navi di ferro, aveva il problema che rischiava di arenarsi, perché ha poco fondale, che è sempre stato un grandissimo fondale. Ma non solo, facevano le galè, che è in legno. Per quello che è una tradizione, fino ad arrivare a metà dell'Ottocento, le barche erano tutte di legno. Anche i fratelli Cadenaccio, che avevano un cantiere dove ora invece un cantiere navale Ansaldo, avevano questi barquini, però erano più a moda perché andavano a veia. E invece che aveva quelli che andavano a vapore, e che aveva corazzatura di ferro. E questi che avevano deciso di lì. L'Ansaldo, quelli a Sampedena, l'ha deciso di venire a Sestri, hanno rilevato i cantieri e hanno cominciato a fine dell'Ottocento a costruire delle navi di ferro. In discorso vastistico si può fare un'altra volta la storia di cantiere del Sestri. Tutte queste cose qui come te le hai imparate? Allora, chi? Allora, te studiò, te sentivo gente che raccontava? Ma quando io facevo, come favo a studiare che stavi manco facendo le tabelline? Allora ti senti, il discorso è semplice, combinazione, Liga sede da Croce Verde, no? E noi altri studiavamo qui. Poi va essere che qualcuno si fava male, allora portavamo lì come medicavano, no? Perché giocando di truggi o anche chi, poi va a casa e fa ma vieni ti porto in Croce Verde. E mi, sai, in 48, 49, 50, mi capitava di andare a Croce Verde, poi andavo per abitudine. E che a questi anziani che avevano una certa simpatia, e ogni tanto che a qualcuno mi diceva mio Gianni, vieni pochi, tu sai cosa che è qui. Allora, chi ti devi sapere che? Allora, quella che ha la mia memoria, da 40 in poi, è roba a me. Quella che ha prima, sono andata a Ravanala in giro. Poi, in anni 50, 60, ho cominciato a interessarmi della storia dei Sestri, perché poi vedevo che nasceva tutta la Sestri nuova, tutti i palazzi costruiti dopo guerra. È stato un sviluppo. Se Sestri è così, è diventato così, perché tutte colline e ampine di orti, come ti dico, invece poi diventano tutti caseggiati. E allora tutte queste costruzioni me l'ho viste fare. E mi ho cogiato 1000 fotografie oltre per Croce Verde, 20 per 30, l'ho fatta stampare 20 per 30, l'originale l'ho restituito tutto. E ho 20 per 30 e lì hanno un tesoro storico dei Sestri, che a me mi serviva anche per documentarmi. E ho continuato ancora ho accoglido fotografie storiche, se trovo, perché sono un appassionato, sono dei Sestri. Io poi ho seguito il consiglio del signor Mario, sono andato nella sede della Croce Verde e ho trovato veramente un patrimonio di fotografie meravigliose. Un grazie speciale a Luciano Borgese che proprio mi ha aiutato a visionarle. Io credo che sarebbe meraviglioso poi trovare il modo
per portare dei documentari di questo tipo in tutti i quartieri, in tutti i paesini di Genova e anche fuori. Credo che sarebbe una cosa meravigliosa, magari con giusti sponsor, credo che questa cosa sia fattibile. Ringrazio ancora gli abbonati al canale, chi ha voluto fare delle donazioni e che sostiene questi progetti. L'Aurelia passava a Erta, poi invece chi ha questa strada diventa importante, diventa via Paglia perché chi ha tutte le stalle dove ha tutti i mu, eccetera, perché da chi partiva o sa, per andare su. E poi dopo, quando hanno cominciato a rosicare il gas, partiva anche i mu per portare a Cassinga, fatta a Sestri, portarla in Piemonte e portarla a Siena. Tutti i palazzi nobili che fanno a Siena hanno già a Cassinga da Sestri. Infatti Montegaso l'hanno rosicciato, quando io figlio divano tutti, ma qui tra poco non c'è manco più il posto per il santuario, perché se continua a rosicciare, potete vedere in torso di me a rosicciare, perché da tutte le parti lei va più. E cosa bisogna fare per far vivere Sestri per non perdere tutta la sua storia e tutto quello che è stato? La storia non la perdiamo mai, piuttosto l'avvenire le complicò. Non le complicò per i sestresi, le complicò in generale. E in tuo cantiere ora che lo fa tutti gli extracomunitari, in regola perché mi sono informato, una deviazione professionale quando facevo vigile sanitario, mi sono informato, mi hanno detto no, guarda che sono in regola, anche perché tanti suoni italiani non ci guardano lì a ribattere di Bulluin, e allora hanno preso questi chicche che costano meno. Che costano meno in senso che si adatta, è gente che poi si sta integrando. D'altra parte di una cosa che vi pare strana. Mi ho vissuto un periodo, parlo del dopoguerra, che arrivava tutti i calabresi, siciliani, napolitani, tutta quella gente lì, soprattutto i veneti, anche qualche piemontese, ma quelli venivano con il treno, che andavano a Borzo e poi andavano a Lova, poi prendevano un treno da Borzo e andavano torno in Piemonte. Questi qui invece si sono insediati in via Paglia, in via d'Andrade, in via Vigna, da tutte le parti. No? E noi a quei tempi, già lui a qualche anno diceva, ma venivano tutti da fuori. Poi 50 anni dopo, 70 anni dopo, vediamo che arrivano questi qui che hanno moglie con man di letto, vediamo questi qui che hanno altre religioni, che hanno altri usi. Non avevo niente contro quelli là che sono diventati tutti i miei amici, tra l'altro erano tutti i miei amici, e non ho niente contro questi qui naturalmente che devono usare la lingua, perché c'è tanti che parlano la sua lingua, giustamente. Mi fanno venire in mente gli italiani quando sono andati in America, che parlavano anche gli altri dialetto magari meridionale, ciò che senese, anche perché i senesi come esportatori di gente da tutte le parti, perché Brasile, Argentina e anche negli Stati Uniti d'America, Messico, da tutte le parti, i senesi sono andati ovunque. E quindi gli altri mondo stavano un po' zitti, perché anche gli altri avevano una storia di emigranti. Il futuro, che diva quello, il futuro è nelle mani degli dèi. Gli altri non possiamo dire degli dèi, perché ormai i dèi sono tutti decaduti, diciamo, ma sarà nelle mani del Signore, tu che te dico. Ringrazio di cuore quelli della Croce Verde, il signor Mario Carboni, Michele e Franca Lai per aver partecipato. Se questo video vi è piaciuto potete farmelo sapere con un mi piace, con un commento, condividendolo magari con tante persone che potrebbero apprezzarlo. È stato veramente un lavoro impegnativo, ci ho messo anima e corpo, ci è voluto il suo tempo, ma credo che il risultato sia importante. Sto chiule in presente, in regalo, che voleva fare a Sestri a tutta la sua gente. Un abbraccio.